Hanno vinto il color ghiaccio e quella stilizzazione elegante. Ha vinto un nome che richiama i grandi progetti, la voglia di guardare oltre. Più di 850.000 voti online dopo il lancio della gara per la prima volta nella storia tutta virtuale e il 75% delle preferenze da ogni parte d'Italia e da altre 168 nazioni ha premiato in poco più di 2 settimane Futura, il logo ora ufficiale di Milano Cortina 2026. Vittoria sull'altro emblema in concorso, Dado, che presentava i numeri 2 e 6 di colore rosso e verde sormontati da un fiocco di neve azzurro. In tempo di pandemia anche l'annuncio è stato virtuale al Salone d'Onore del CONI in collegamento con la sede lombarda di Milano Cortina. Padrone di casa è il numero 1 del CONI Giovanni Malagò e la neo sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. Un cielo eccezionale. Un logo che si sdoppia, accanto a quello color ghiaccio delle Olimpiadi, una variante con i colori dell'aurora boreale per le Paralimpiadi. Futura. Perché il futuro è una vittoria di tutti. Anche in piena guerra al Covid è tempo di pensare al futuro e la metà veneta del grande progetto sa che il traguardo si avvicina sempre di più. Il territorio del Veneto, la città di Cortina si stanno preparando al meglio, un grande lavoro di sinergia, un lavoro di squadra che è quello che poi ha consentito alle due città e alle due regioni di vincere e di avere l'assegnazione di queste fantastiche Olimpiadi.